dopo magari ritorno. Allora, siamo sempre supportati dalla dottoressa Agnello, stiamo parlando appunto di menopausa e benessere femminile, soprattutto benessere femminile. Dottoressa, lei diceva, per ovviare a degli inconvenienti frequenti, i più dei quali sono abbastanza palesi nella vita della donna quando è in questa fase, che poi lei mi ha detto che non si sa quanto può durare, anche anni. Certo, sì, i sintomi, quelli a breve, quando inizia la menopausa, magari man mano spariscono, però come le dicevo, la carenza degli ormoni negli anni, nel tempo, peggiora invece alcuni aspetti, come per esempio l'osteoporosi, ma anche a livello dei genitali, con secchezza, distrofia proprio e atrofia vulvare. E a proposito di questo, dicevamo che c'è un gradiente dagli idratanti a terapie ormonali locali, terapie non ormonali per via orale. Ci sono anche poi delle terapie fisiche, alcune trattano con delle sedute di laser, altri con terapie con radiofrequenza ed elettroporazione, che sono delle terapie con degli strumenti che aiutano e spesso sono delle cose che si integrano, no? Per cui magari a casa utilizzi l'idratante o la pomata con l'ovulo di prasterone piuttosto che lo spermifene per bocca, e magari in alcuni periodi dell'anno fai queste sedute. Cioè, il messaggio è qualità di vita, benessere della donna, gli strumenti ci sono, conosciamoli, informiamoci, perché vivere male, e su questi aspetti lei prima faceva un cenno alla parte così psicoemotiva, che non è solo il fatto del cambiamento di umore che spesso c'è, che è dato da tanti fattori, cioè anche il fatto di sentirsi un po' diversa, no? E che altri te lo sottolineano. Pensiamo quante volte in famiglia cominciano a dire: ma zitto tu che ormai sei vecchia solo perché ti hanno visto la vampata, no? E allora in qualche modo ti dici: oh, che mi sta succedendo? Io mi sento uguale, mi sento ancora con le mie stesse forze. Allora, gli aspetti psicologici sono un po' un momento a tutto tondo. Gli aspetti sessuologici sono legati a volte non perché ci siano problemi di relazione magari nella coppia, che ormai è ben rodata, ma ci possono essere dei rapporti anche recenti. Dei rapporti, insomma. Esatto, anche sì, ma anche rapporti recenti, che però magari il fatto di trovare una persona con cui stai bene, però poi magari hai dolore nei rapporti, ti dà fastidio dover in qualche modo e anche in questo caso si può ovviare, quindi il riferimento non è il web ma è il medico. Questa è una cosa molto importante. Per tutto è sempre il medico, sembra secondario, ma in realtà è molto importante. No, il dottor Google è sempre pericoloso, perché è oggettivo, non è soggettivo, non è individualizzata la terapia. Sì, e spesso cerchi delle cose quasi perché poi non è che legge te, sei tu che inserisci qualche parola chiave e lui ti risponde secondo quello che hai inserito. L'intelligenza artificiale. Dopo però devi interpretare e personalizzare al tuo caso, quindi non basta certo leggere sul web o parlarne con l'amica, perché poi magari l'amica non sempre è sempre sincera su queste cose, perché ognuno ha la propria privacy, quindi al di là della sincerità in senso non buono, ma proprio perché ognuno ha la propria privacy e non racconta sempre tutto. Infatti questo volevo chiederle, proprio, più che alla privacy, al fatto del racconto. Una volta le signore che adesso hanno la loro veneranda età, over 80 eccetera, raccontano, forse non ricordano, di non aver vissuto in modo particolarmente eclatante questo periodo, che è una cosa che è più delle donne di adesso, no? Che l'affrontano. È così oppure no? In realtà non è così, in realtà non è così, cioè, sono loro le donne una volta, a parte l'età media, a parte lo stile di vita che era diverso, facevano più figli, insomma tutta una serie di fattori anche diversi, il fatto dei figli contestualizzata, magari. Però ma le donne ne hanno sempre parlato poco, ma anche i medici. Cioè sono stati fatti degli studi in cui si evidenzia come anche il medico evita di parlarne, perché non è facile parlarne, ci vuole anche tempo, bisogna dare spazio anche a chi deve
con i suoi tempi e le sue modi raccontartelo, no? In quanto non si parla così del mal di testa o del mal d'orecchie, no? E quindi bisogna prima di tutto avere un rapporto, una relazione di confidenza con la persona. Spesso le donne arrivano, ti raccontano tutto e questo lo lasciano in fondo, questi aspetti legati soprattutto magari alla sessualità. E invece è importante che sia già il medico magari proattivo a dire quali tipo di disturbi ha e magari anche elencarli per capire assieme se ci si ritrova, perché per dirle, le donne in seguito sempre alla famosa vampata, allo sbalzo, al cortisolo che cambia, c'ha la tachicardia, vanno magari prima dal cardiologo prima di pensare che potrebbe essere legato alla menopausa. È giusto fare il controllo cardiologico perché potrebbero appunto esserci delle situazioni che poi complicano il famoso rischio cardiovascolare, però a volte la tachicardia è solo legata a questo fenomeno di cambiamenti menopausali. E così tanti aspetti, la sarcopenia, cioè il muscolo che perde massa muscolare. Quindi ecco perché dobbiamo aiutarci, per cercare, non è la formula della longevità. Perché... Ecco, infatti non è la formula della longevità, è questo di fatto. E volevo chiederle questo, l'altro aspetto rilevante, perché gli ormoni sono molto preziosi per l'equilibrio anche psicofisico delle persone, l'invecchiamento comunque a livello delle ossa, dell'apparato muscolare, cognitivo, esatto, della pelle. E quindi tante volte tante persone lo temono proprio per questo invecchiamento che diventa ineluttabile. In alcune persone è più evidente, in altre meno. Quanto lo stile di vita condiziona, quindi entrano due fattori. Stavo arrivando a questo, l'alimentazione e l'attività fisica. Perché non possiamo solo parlare di farmaci, perché prima di tutto c'è lo stile di vita che bisognerebbe acquisirlo sin da prima, ma in menopausa ancora di più, se il fumo, l'obesità, l'alcol, per esempio mangiare tanto, in particolare di sera, ti peggiora la vampata, l'insonnia, magari di notte ti svegli perché hai queste vampate e sudorazioni. Quindi lo stile di vita, l'attività fisica, perché anche per l'osteoporosi non basta poi il farmaco o la vitamina D o il calcio, è importante la passeggiata, il camminare. Io dico che non devono diventare palestrate, però cominciare a rendersi conto che fare quelle passeggiate, magari un pochino a piede più veloce, che sono più aerobiche, camminate, o prendere l'ascensore, le scale invece che l'ascensore, cioè quelle attività fisiche un po' quotidiane. Poi se si può andare a fare anche attività fisica, per carità, meglio ancora, dalla piscina o palestra o quello che o danza. Moltissime amano ballare ed è un'attività fisica che poi dà un benessere anche psicofisico, non solo fisico. Allora tutto questo è importante ed è fondamentale, quindi aiutarsi non solo ricorrendo, cioè ho il mal di testa, mi prendo la pastiglia, ma avendo questa consapevolezza di quanto è importante lo stile di vita, il cercare di non aumentare di peso e quindi cambiare un po' lo stile dell'alimentazione. Cioè soprattutto sono gli zuccheri complessi, no? I dolci, il pane, queste che non riescono ad essere bruciati come una volta. Se si mangia un piatto di pasta, che ne so, nostro figlio va a giocare, lo brucia in un attimo, noi ci mettiamo un po' di più, ecco, però preferire per esempio il pesce, i legumi, la frutta, la verdura. Questi sono tutti alimenti che sicuramente aiutano un'alimentazione sana e adatta allo stato menopausale. Non so, ci sono degli alimenti in particolare che possono essere di supporto, un certo tipo di salvia se non sbaglio, poi la soia, sono tutti fitormoni. Non pensiamo di curarci mangiando tanta salvia o tanta soia, perché comunque quanto arriva poi non è certo quella magari concentrata che c'è negli estratti a livello di fitoterapia o di nutraceutica, però sicuramente, ripeto, per esempio i legumi, la soia fa parte dei legumi in generale, sono consigliati, il pesce che è ricco di acidi grassi, cioè
diciamo, ci sono degli alimenti che sono degli importanti. alimenti che sono più importanti. Qui si innesca l'altro grande sistema che non sempre è così positivo, così utile, che però sul web impera, per cui dobbiamo fare un po' di cultura tratta dalle fonti di Certo. informazione, immagino avranno anche le sue pazienti, di queste nuove diete, queste diete, per esempio la dieta chetogenica e altre tipologie di diete di cui magari lei avrà sentito anche parlare, certo. che dicono aiutano tantissimo a dimagrire proprio l'addome, io eccetera. non sono certo lo specialista giusto, nel senso che lungi da me di voler dalla ginecologia passare allo specialista in scienze dell'alimentazione, però posso dire sicuramente un parere da medico. Certo, non avevo infatti quello. Le diete in termini, cioè, le abbiamo viste tutte, no? Dalla dieta del minestrone alla dieta cioè queste diete estreme non servono, ti fanno magari perdere peso quei 15 giorni che la fai, non so, la chetogenica, quella proprio la iperchetogenica, cioè quella proprio che non mangi assolutamente zuccheri, appesantendo poi il sistema anche a livello renale, eccetera. Però sono cose limitate nel tempo. Invece lo stile di vita, il cambio alimentare deve proprio partire, deve essere la persona che lo metabolizza, parlando di cibo, ma anche a livello di stile, e ne fa una regola di vita. Cioè io vado a cena con gli amici, mi mangio anche quello che mi fa piacere mangiare. Devo cercare però di recuperare magari nei giorni dopo, cercando, ma anche a cena, se esco, cercare di scegliere quello che ritengo che in qualche modo ha un indice per esempio glicemico basso, o mi prendo, che ne so, il pesce. Poi voglio andare a mangiare la pizza ogni tanto, è ovvio che la vado a mangiare, sempre che poi non hai altre intolleranze, perché poi c'è tutto il capitolo delle intolleranze. Però l'importante è, quando si parla di stile di vita, vuol dire avere dei cambiamenti che poi diventano costanti nel tempo, non la dieta del momento per la prova bikini. Certo, per il discorso invece, questo delle diete è legato anche appunto al peso, a mantenere il peso, a recuperare il peso. Magari una persona si rende conto che ha un metabolismo che è cambiato, Cambia. Ecco, cambia. Cambia, sicuramente cambia, ce ne rendiamo tutti conto andando avanti con l'età. Io mi ricordo che dicevo su a mia mamma, ma poi nel tempo ho avuto anch'io modo di capire come è più difficile anche perdere peso, prenderlo e poi perderlo, proprio perché c'è questa riduzione del metabolismo basale. Quindi la tiroide conta? Allora, noi siamo non siamo solo l'apparato genitale, mammario, cervello, siamo un insieme meraviglioso di organi che tutto conta. La tiroide è un organo endocrino molto importante, perché l'ormone tiroideo influenza ovviamente tanti aspetti a tutti i momenti della vita, dalla nascita, anzi dalla vita. E quindi vita va tenuta anche questa sotto controllo? Va tenuta sotto controllo, anche perché il momento di transizione menopausale mette in evidenza spesso anche quelle predisposizioni un po' familiari, no? L'ipertensione, il problema tiroideo, per cui se magari anche la mamma o la sorella hanno problemi tiroideo, è bene indagare in questa fase anche della tiroide e per esempio misurare la pressione, che spesso non viene fatto. Certo, e lei parlava prima, poi ormoni, tiroide, condizionamento appunto dell'umore, quali sono, e di depressione, possibili stati depressivi o di grande nervosismo, questa è un'altra problematica molto frequente, o minor resistenza ai carichi di stress che tante volte si fanno presenti, o varie vicissitudini. Tante volte ci sono donne che sono in menopausa, in più sono anche caregiver familiari, per cui hanno una compromissione veramente. Ma questa è una cosa giustissima che ha detto, cioè quando si parla di qualità di vita della donna in post-menopausa, perché ormai parliamo degli anni che poi seguono, non è solo per se stessa, perché la donna spesso è caregiver di, non so, il genitore anziano. Adesso come la donna vive di più, ma anche ha da accudire dei genitori che anziani, quindi deve avere
quelle energie che in qualche modo possa... passati i figli automaticamente... anche i figli a volte... Una volta si parlava sempre di sindrome del nido vuoto che coincideva col momento della menopausa che ti dava questa tristezza, adesso non sempre i figli escono di casa proprio prestissimo. C'è di nuovo una tendenza, forse un'inversione di tendenza, che cominciano un po' a girovagare all'estero e in altre città, però tutto questo fa sì che la donna, che è un po' perno centrale, no, del nucleo familiare, deve avere, perché a volte ci sono quelli che hanno problemi da prima, no, a livello così di depressione o di umore instabile, ma la menopausa a volte ti fa rabbia perché ti senti magari più triste o più nervosa in maniera inspiegabile, no? E allora ti fa anche rabbia perché dire ma non mi riconosco, perché devo essere così? Perché affronto la stessa cosa che prima qualche anno fa ci ridevo sopra, adesso mi arrabbio, no? Ecco, accorgersi di queste cose però non bisogna fare poi come gli struzzi che dice vabbè, pazienza. Ecco, ma la cura farmacologica, ormonale, che dir si voglia, di cui abbiamo parlato prima, ma anche yoga, ma anche Pilates, ecco, ci sono attività che aiutano in questo senso. Sicuramente, io prima dicevo la danza perché piace a me molto, però ci sono tutte attività che aiutano a livello psicologico, perché ci sono sistemi neuroendocrini. Adesso entreremo in un linguaggio complesso, ma l'attività fisica mi aumenta l'endorfina, no? L'endorfina che è questo ormone che poi del benessere, quindi tutto questo aiuta, non bisogna limitarsi a prendere la pastiglia, l'antidepressivo, anzi quella a mio parere dovrebbe essere veramente solo nei casi in cui c'è una depressione più importante endogena. Forse è meglio prima allora uno psicoterapeuta oltre che il ginecologo con cui spesso noi lavoriamo. Quindi voi lavorate anche in partner? Anche certamente, perché ci può essere la donna che ha bisogno non solo del sostegno farmacologico, del colloquio con te specialista, ma anche di un supporto psicologico per capire come affrontare alcune situazioni nuove. Certo, un tempo tutti avevano tanti figli, le donne soprattutto se ne occupavano eccetera, adesso sempre meno, fino anche tante donne che non hanno proprio figli durante la loro vita. La denatalità impressionante. È diversa la reazione del corpo della donna in presenza o in assenza di figli? Ma diciamo che se intende in termini psicologici c'è il fatto di doversi occupare anche dei figli eccetera, no, ma in termini proprio però fisici. Se invece dice il fatto di averli avuti e la nullipara cosiddetta, certo, cioè chi non ha mai avuto figli e menopausa, in alcune situazioni ci sono dei collegamenti che possono essere, come dire, più negativi, per cui magari potrebbe avere delle situazioni più pesanti rispetto a chi ha avuto figli. Adesso, ripeto, bisogna stare attenti a dire queste cose perché poi in realtà poi non è una regola in tutte, no? Quindi certo, può succedere come anche... Ma poi magari sono cose che si analizzeranno meglio tra certo, qualche anno se questo fenomeno diventa veramente dilagante. Io mi auguro di no, che esatto, invece comincino a esserci delle politiche tali che combattano la denatalità e aiutano le donne, anzi le coppie, ad affrontare la genitorialità con serenità, senza avere timore. Infatti. Perché dottoressa, un'altra cosa per l'Italia. Un'altra questione che purtroppo è molto frequente, appunto ci arrivano anche i dati costantemente, dei tumori. Insorgenza di tumori vengono scoperti con una frequenza molto molto alta, forse molto più di una volta, capire forse perché c'è maggiore prevenzione, c'è maggiore attenzione, certo, o perché ci sono fattori ambientali che sono subentrati, perché poi tutti abbracciano una certa fascia di età. Certo. Fatto sta che anche la visita di controllo è stata in Veneto anticipata. Io prima dicevo, a prescindere dai problemi dell'arrivo non dimentichiamo tutta la prevenzione, no? Perché non dobbiamo mai arrivare alla prevenzione del tumore del collo dell'utero, alla prevenzione del tumore dell'endometrio, dell'ovaio, della mammella, cioè sono tutti capitoli importanti che si cominciano ad affrontare già durante l'età fertile e poi
con l'età adulta, cioè l'età post-menopausale, magari aumenta più l'incidenza di alcune patologie. Quindi sempre grande prevenzione a questo grande punto. prevenzione. La prevenzione deve essere sempre il mantra che ci accompagna. Anche in menopausa. Ecco. Sempre comunque, Sempre comunque, anche in menopausa. Quello volevo arrivare a dire. Io ho delle donne veramente di una certa età che ancora ci tengono moltissimo a fare i controlli, a fare prevenzione. Sono da ammirare perché giustamente loro vogliono vivere questa terza età che sono molto avanti, che ti può fare anche sorridere, che dici ma prevenzione ormai, però ci tengono, e allora questo amor proprio è forse il primo movens, la cosa che deve più stimolare ogni donna a dire vabbè, io valgo, io voglio in qualche modo prendermi cura di me. Dottoressa, grazie mille, veramente. Grazie La ringrazio a lei. molto. Grazie. Cari telespettatori, spero che sia stato utile questo importante approfondimento che poi ricorre anche nella settimana dove c'è la giornata internazionale della menopausa, di cui si parla, si approfondiscono tante tematiche con tantissimi specialisti, ma noi la dottoressa la conoscevamo, sapevamo che era particolarmente attenta a certe dinamiche e risvolti. Allora io vi lascio alla pubblicità, poi ci rivediamo insieme, invece la dottoressa la lascio andare, quindi grazie ancora. Grazie a lei di questa opportunità. Benissimo, alla prossima e voi a tra poco.